Ciao a tutti amici ascoltatori. Adesso i protagonisti sono loro. Mimì Lucia, l'ho chiamata così perché mi piace la Bohème di Giacomo Puccini, la Bohème, che diceva mi chiamano Mimì, ma il mio nome è Lucia. Infatti lei si chiama Mimì Lucia. La vedete adesso nel filmato, no? Lucia? Lucia? Mimì? Adesso è intenta. Eccola, qui è una chihuahua molto piccola, anche se magari nel filmato vi sembra enorme, ma è molto molto piccola, pesa 1,2 kg, pesata ieri perché ha fatto il secondo vaccino. È italo-russa, come si dice, come si dice, geneticamente, insomma, la sua linea di sangue è filo-russa, italo-russa, scusate, italo-russa. Invece l'altro bambino che ho adottato da poco, però non l'ho ancora preso, è in arrivo, è di sangue inglese, è un chihuahua di sangue inglese, l'altro, che si chiamerà Giulio. Lei invece è sicuramente incrociata con un chihuahua e un pincher. Lei è una chihuahua pincher molto molto carina, tutta bianca, tutta bianca. Poi andiamo a vedere qua. Qua troviamo Billy. Saluta Billy. Billy va lavato una volta ogni 2 settimane perché si sporca subito. La sua mamma era una volpina perché l'ho preso da una casa lager e c'era la mamma e quindi l'avevo vista. E la mamma è una volpina e lui non c'entra niente col volpino, chissà il papà che cosa era. Lui ha 8 anni e mezzo, adesso è addormentato. Chanel invece compirà 3 anni il 16 maggio. Invece Mimì Lucia compirà 3 mesi il 17 marzo, quindi tra poco. Questo osso che vedete era di Gigi, il mio cane che è morto, è venuto a mancare i primi di dicembre. Era un segugio, un bracco segugio. E mi è dispiaciuto veramente tanto. Sono ancora scioccata, a volte mi sveglio piangendo, però cosa ci posso fare? Guardate Mimì Lucia che carina, è il mio primo cane di razza. E l'altro Giulio avrà pure il pedigree me lo danno col pedigree, è molto carino Giulio, ve lo faccio vedere. Questo è Giulio. Questo è Giulio.
e da adulto peserà meno di 2 kg, 1,8 kg al massimo. Invece Mimì Lucia peserà da adulta 2,4 kg circa al massimo. Chanel, che è già adulta, pesa 2,9 kg. Bene, ora scelgo un brano e ve lo canto senza musica perché Maurizio non è ancora arrivato. Eravamo arrivati perché stavo già facendo questo lavoro. Sto scegliendo la canzone. Oh, conserva Deus sul re. Cosa c'è, Mimì? Mimì? Aia, aia. Conserva Deus sul re, salve sul regno sardo, e gloria su stendardo, conserva Deus sul re. Chi manche noi animo, chi langue su valore, pro forza, pro terrore, no appa sospetto re. Conserva Deus sul re, salve sul regno sardo, e gloria si stendardo, conserva Deus sul re. Chi langue noi animo, chi langue su valore, pro forza, pro terrore, no appa sospetto re. Conserva Deus sul re, salve sul regno sardo, e gloria si stendardo, conserva Deus sul re. Solo in sa morte zele, solo su sardo antico, ne vivo e sa nemico, se appa sospetto re. Conserva Deus sul re, salve sul regno sardo, e gloria si stendardo, conserva Deus sul re. Bene, in questo video non mi sono fatta vedere. Ci vediamo al prossimo, grazie a tutti.